Draghi, governatore della BCE, prima di lasciare la sua carica, lancia un nuovo quantitative easing, una manovra definita non convenzionale che serve ad aumentare la circolazione di moneta negli stati. Decine di miliardi che investiranno nel mercato. In precedenti occasioni, come unico effetto, hanno dovuto contenere la crisi. Gli investimenti avvengono comprando titoli di Stato italiano, così facendo si abbassa anche lo spread. Ma cosa spinge i grossi istituti finanziari a fare ciò? Beh, la risposta più probabile è la politica. Infatti, con l'avvento del nuovo governo lo spread si è improvvisamente abbassato di molto. Inoltre all'Italia è stato affidato un ruolo di notevole importanza, ruolo che verrà ricoperto dal precedente Presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni. Importante sottolineare che delle operazioni dei grandi istituti finanziari non si sa niente, queste azioni sono di fatto segrete. Di un privato cittadino si sa tutto. Se poi questo compisse anche operazioni finanziarie da uno spostamento di poche migliaia di euro, verrebbe indicata a Banca Italia e al fisco come possibile rischio. Eppure è risaputo che a costringere Berlusconi, allora premier, alle dimissioni furono operazioni finanziarie compiute dal mercato. Dall'abbassamento dello spread ne trae giovamento anche il debito italiano, che però continua a crescere. Oltre a questo, i tassi calano, gli interessi diminuiscono e anche la manovra di bilancio sembra più semplice. In questo scenario rimangono legittimi i dubbi politici riguardo al nuovo governo, che sono tenuti insieme solo la disapprovazione verso una persona. Il problema è che ad aver fame di poltrone sono in tanti, mentre i posti a sedere sono pochi. E inoltre recente è la prima crepa indotta da Renzi, che porta lo scenario del voto a un'eventualità sempre più probabile. Io vi ricordo che per ulteriori informazioni potete consultare il nostro sito web www.veroneconomia.it. Se il video ti è piaciuto lascia un mi piace, se il video non ti è piaciuto scrivi nei commenti perché la nostra redazione ti risponderà il più rapidamente possibile. Io vi saluto, a presto.